Ma la Cavaiola la conosciamo da anni, non da adesso, cioè è un problema grande che non... Cioè purtroppo qua chi è autorizzato a scaricare tutto ciò, poi un povero Cristo che semmai scarica semmai qualche piccolo cioè cose locale dell'abitazione, quello viene multato. Intanto il fatto che il sindaco con alcuni assessori sia venuto qua è un segno altamente positivo, che io saluto veramente con grande simpatia. Detto questo, speriamo che non sia solo una visita di cortesia, quanto piuttosto l'inizio di un percorso di cittadinanza attiva dove le persone che stanno qua tutte quante questa sera esprimono praticamente una volontà di riscatto, perché non è pensabile che praticamente noi dobbiamo soffrire per l'aria, dobbiamo praticamente non poter dormire per le zanzare, perché durante l'estate sostanzialmente si è prigionieri in casa, ma soprattutto praticamente si rende la vita invivibile. Voi forse non avete idea di quello che voglio dire, e dove ci sono delle responsabilità che vanno certamente acclarate e portate in evidenza, perché effettivamente non possiamo vivere una sorta di Far West. Lei ha parlato molto col sindaco durante l'incontro. Sì, mi sono dimenticato solo di dirgli una cosa, forse che tutti i cittadini o qualcuno che non si ricorda, dato che io ho vissuto per molti anni proprio a ridosso della Cavaiola, vicino, negli anni 75-76 venne costruita una fogna adiacente alla Cavaiola che parte dal ponte di Santa Lucia, proprio ponte di Santa Lucia, arriva giù all'ex bruciatore dove non funziona più, e basterebbe poco convogliare le acque, tutte le acque della Cavaiola là dentro, e quindi si toglierebbero quei miasmi che si sentono perché è indecente, non si può, io non lo so come fanno la gente a vivere lì vicino, perché ci stanno delle esalazioni che sono tremende. Specialmente a San Giuseppe al Pozzo c'è una nuova gioventù come me, anche a bambini ancora più piccoli, e quindi se non si risolve questo problema ce ne va di mezzo i miei genitori, me e i miei futuri, i miei figli e tutto il resto. Enzo questa sera, il sindaco, chiedo scusa, si è impegnato insieme all'assessore ad una prima risoluzione del problema. Ci siamo dati un mese di tempo, si studieremo le varie soluzioni, ma che debbono essere soluzioni che portano alla risoluzione del problema.